benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Da Abu Dhabi al Qatar, tantissimi siciliani intrappolati in zona di guerra nel Golfo, barricati in casa o in albergo, passano la notte svegli per i boati dei caccia. Rientrati per fortuna i primi italiani dall'Oman e 200 studenti da Dubai. Al TG Sicilia i testimoni dei bombardamenti nel Golfo. In Italia è estesa l'allerta per migliaia di obiettivi sensibili. In Sicilia il timore per una guerra non voluta si fa più forte per la presenza della base militare di Sigonella. E intanto la guerra ha già fatto schizzare in su il prezzo di petrolio e gas. Ha aumentato di 4 centesimi il costo dei carburanti, allarme delle associazioni dei consumatori per i prevedibili rincari anche di bollette e trasporti. Milano con la morte in carcere al 41 bis del capomafia catanese Nitto Santapaola, che scontava diversi ergastoli, se ne va uno degli ultimi spietati alleati dei corleonesi stragisti, condannato anche per il delitto Fava, per Capaci e via D'Amelio. Palermo, la mafia incendia 4 furgoni nel parcheggio di un coraggioso commerciante che ha denunciato gli estorsori che l'avevano già aggredito dopo il suo rifiuto di pagare il pizzo. Niscemi, la settimana prossima i primi ristori della Regione per le imprese colpite. Dall'indagine della Procura di Gela la conferma di ritardi e responsabilità. Mai partiti i 10 milioni stanziati per prevenire una nuova frana dopo quella del 97. A Tremestieri Ateneo si riaccendono i riflettori sull'Istituto Madre Teresa di Calcutta, realizzato in prossimità di una faglia. Cresce la preoccupazione dei genitori. Abbiamo paura, le fessure si allargano, il terreno tende a cedere. Calcio, il Catania in Campania prepara il big match con il Benevento che Telecolor trasmetterà in diretta. Celli disponibile, anche Di Tacchio pronto per la partita. Lunetta si candida per il ruolo di attaccante, mentre in città si lavora per Torre del Grifo. Bentrovati, tantissimi dunque i siciliani che si sono ritrovati loro malgrado in zona di guerra. Per fortuna sono partiti i primi voli dagli Emirati che riportano a casa gli italiani, compresi i 200 studenti bloccati a Dubai. Migliaia i residenti che scelgono di spostarsi in paesi più sicuri. Le testimonianze dal Golfo raccolte da Luca Ciliberti. Sono iniziati i primi rientri dei gruppi italiani bloccati in Medio Oriente. Oggi con un volo speciale Abu Dhabi-Milano torneranno circa 200 studenti, tra questi molti minorenni, anche siciliani, che partecipavano a una simulazione nell'ambito del progetto di politica internazionale. Grazie infinito al governo italiano, alla task force del Golfo e alle autorità consolari diplomatiche per averci assistito e per averci permesso una partenza quanto più immediata possibile. Speriamo di arrivare presto. Ma resta alta l'attenzione per i tantissimi connazionali che vivono o risiedono in quell'area. Attualmente sono 70.000 tra presenze stabili e temporanee, 30.000 solo a Dubai e ad Abu Dhabi. Tra questi c'è chi ha scelto per opportunità di spostarsi qualche giorno in un altro paese. Eravamo proprio lì di sera e vedevamo appunto che c'era la contraerea, appunto l'antimissilistica, che riusciva a intercettare questi droni e i missili che erano su Dubai, appunto, che erano in aria. Riusciva a bloccarli, però ovviamente si sentivano troppi botti, i bambini hanno avuto paura perché ovviamente piangevano anche di notte, poi si sentivano questi botti. L'antimissilistica incredibilmente ha bloccato circa ad oggi 600 tra droni e missili, quindi Dubai comunque si è comportata egregiamente, città veramente ancora più sicura. Zapparrata, originario di Gran Michele ma residente da anni a Dubai, ha caricato il fuoristrada e con la famiglia ha scelto di trasferirsi in un resort ritenuto sicuro in Oman. Ho parlato con l'ambasciatore, ho parlato qui con il consolato. L'Oman in questo momento è sicuro, siamo tranquilli. Ora sto cercando di far rimpatriare tantissimi amici miei che sono qui, che comunque non se la sentono e vogliono tornare, quindi sono qua con loro in aeroporto. Io rimarrò in Oman, la mia famiglia rimarrà lì a mare nel resort e niente, aspettiamo questa situazione. Io torno a Dubai, penso domani o dopodomani, perché comunque ho delle cose in corso
business attività e devo rientrare per forza. Attenzione per gli sviluppi della situazione internazionale dunque, ma nessuna fuga o rientro anticipato in Italia. E per la guerra in Medio Oriente si rafforza la sicurezza anche in Italia, un clima che fa crescere l'incertezza e la paura fra le persone che abbiamo incontrato in centro a Catania. Giusy Lazzaro. Si rafforza la sicurezza anche in Italia per la guerra in Medio Oriente, estesa l'allerta su migliaia di obiettivi sensibili. Sotto la lente anche la base militare americana di Sigonella. E il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha deciso di rafforzamento immediato dei dispositivi di vigilanza. Un clima che fa crescere l'incertezza e la paura fra le persone che abbiamo incontrato per le vie del centro a Catania. Fa paura, ecco, la guerra fa paura, si sentono tante cose che poverini negli altri posti soffrono, sono senza casa, senza niente. Sigonella è a 2 passi. Se non lo sa il ministro della difesa che è andato lì a farsi la vacanza mentre stavano bombardando, che lo deve sapere. È un po' di timore, un po' di disagio, più che altro perché appunto non si sa esattamente che conseguenze e che cosa ci possiamo aspettare esattamente. Ormai sì, ho paura, però non mi stupisco nemmeno più così tanto. Poi il timore di sempre quando le guerre alla fine colpiscono soprattutto i civili. Perché quando pure morta mia mi mette a piangere quando vede i piccirilli. Io sono contro tutte le guerre, tutte, perché le guerre danneggiano prima di tutto il popolo, il popolino. I grandi se la cavano sempre. Un sentimento comune viene fuori e chiede il superamento dei conflitti. Per dire che devono cercare di collaborare fra di loro, mettere la mano per la coscienza, quello che sia. E secondo i 5 Stelle in Parlamento, la base di Sigonella è già entrata in attività per la guerra del Golfo. Parlano di un intenso traffico di cargo militari americani e di aerei spia statunitensi già all'opera. Intanto la stangata è servita. La guerra in Iran e le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo di petrolio e gas. Aumenta di 4 centesimi il costo dei carburanti, ennesima batosta per le famiglie. Tonino De Mana. Credo sia sotto gli occhi di chiunque, ci si può guardare intorno, è tutto aumentato. Con una precisione chirurgica gli effetti di ogni guerra si fanno sentire nelle tasche e nei portafogli degli italiani. Ha impiegato poco tempo il mercato a perdere equilibrio, così l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e la conseguente risposta ha portato ad una raffica di aumenti di petrolio e gas, più 4 centesimi al litro per benzina verde e gasolio, con la sensazione, anzi la certezza, che i rincari proseguiranno nei prossimi giorni. Le borse hanno reagito malissimo a questo blocco della chiusura dello stretto di Hormuz, tant'è vero che il petrolio ha avuto un balzo del 16% e il gas oltre il 40%. Questo ha comportato subito un aumento medio di circa 4 centesimi al litro sia per la benzina che per il gasolio. Un consiglio che mi sento di dare agli automobilisti è quello di fare, ognuno ovviamente nei limiti delle proprie possibilità, il pieno alle autovetture proprio per ammortizzare il danno. Dallo stretto di Hormuz passa il 20% del petrolio mondiale, l'effetto domino è servito. Incute una grossa preoccupazione. Già le tasche degli italiani, della stragrande maggioranza degli italiani, sono in sofferenza. Sarà un bel salasso perché adesso aumenteranno tutto aumenterà praticamente. Aumenta il gas, per fortuna l'inverno è quasi alle spalle. Sì, questo è vero, grazie a Dio non abbiamo bisogno di troppo gas, se non per cucinare. Insorgono le associazioni dei consumatori che a cascata prevedono aumenti anche di bollette, trasporti e prodotti finiti. Insomma, sugli italiani incombe il rischio dell'ennesima stangata. Mafia, con la morte in carcere a opera al 41 bis del capomafia catanese Nitto Santapaola, condannato a diversi ergastoli, se ne va uno degli ultimi spietati alleati dei corleonesi stragisti, condannato anche per il delitto Fava, per Capaci e via D'Amelio. Disposta l'autopsia. Orazio Longo.
Era malato da tempo, ma le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Benedetto Nitto Santapaola è morto ieri a 87 anni nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, dove era stato ricoverato di recente. Disposta l'autopsia. Santapaola era detenuto al 41 bis nel carcere di Opera, dove stava scontando l'ergastolo. Storico capo dei capi della mafia catanese, la sua cattura era avvenuta il 18 maggio del 93 in un casolare del Calatino, dopo 11 anni di latitanza. Soprannominato il cacciatore per la sua passione o il licantropo, Santapaola era considerato uno tra i più potenti boss di Cosa Nostra, con forti legami con l'imprenditoria, tanto che negli anni 70 inaugura concessionarie di auto alla presenza di questore, prefetto, arcivescovo e amministratori pubblici. Nato a Catania nel 1938, coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, è stato il leader indiscusso del clan Santapaola Ercolano, consolidando il suo potere grazie ad alleanze strategiche con i vertici dell'organizzazione mafiosa siciliana fino ai corleonesi di Totò Riina, che ufficialmente sostenne nella strategia degli attentati, rifiutandosi però di commettere omicidi eccellenti a Catania per evitare l'interesse dello Stato nella sua area di influenza ed espandendo il suo potere nel controllo degli appalti pubblici, delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti. Fu condannato tra i mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e di una serie di omicidi, tra cui quello del poliziotto Giovanni Lizio e del giornalista Giuseppe Fava. La sua cosca fu protagonista di sanguinose faide, è stato accusato di avere continuato a gestire il clan anche da detenuto e per questo gli è stata più volte rigettata la richiesta dei domiciliari. Restiamo alle stragi mafiose degli anni 90. Per la Corte d'Appello di Caltanissetta, gli investigatori di allora, a partire dal defunto capo della mobile di Palermo, La Barbera, hanno seguito una linea minimalista che ha portato alla costruzione di falsi pentiti e alla copertura di interessi occulti. Rita Cinardi. Proteste e interessi esterni alla mafia è il passaggio più duro contenuto nelle motivazioni depositate dalla Corte d'Appello di Caltanissetta sul depistaggio delle indagini per la strage di Via D'Amelio e riguarda l'allora capo della squadra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera, che guidava il gruppo investigativo Falcone Borsellino dopo le stragi del 92. La sentenza emessa nel maggio 2024 ha dichiarato prescritta l'accusa di calunnia aggravata dall'aver favorito la mafia nei confronti di 3 poliziotti del pool finiti sotto processo per il depistaggio dell'inchiesta sull'attentato del 92 in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Secondo la Corte, gli imputati condivisero con La Barbera modalità investigative irregolari che portarono alla costruzione a tavolino di falsi collaboratori di giustizia, dichiarazioni poi rivelatesi inattendibili e che orientarono le indagini su una pista infondata. Le motivazioni richiamano anche il ruolo dei servizi di sicurezza che, sempre secondo i giudici, avrebbero assecondato quella linea investigativa o si sarebbero disimpegnati senza fornire elementi utili ed approfondire ulteriori responsabilità. Questo negli anni 90. Oggi a Palermo la mafia incendia 4 furgoni del parcheggio di un commerciante che ha fatto arrestare gli estorsori che l'avevano aggredito dopo che lui si era rifiutato di cedere al pizzo. Marco Gullà. A terra ci sono ancora le tracce dell'incendio che ha distrutto 4 furgoni parcheggiati e alcune auto. Un rogo è divampato nella notte in un parcheggio in via Antonio Saetta a Palermo. L'attività è di un commerciante che oltre al parcheggio gestisce un'officina e che lo scorso anno ha denunciato i suoi estorsori dopo alcune richieste di pizzo e un'aggressione. Un rogo devastante che ha avvolto tir e autovetture. Un boato intorno alle 23 ha scosso i residenti della zona che hanno lanciato l'allarme dopo aver visto del fumo proveniente dal parcheggio. In pochi minuti l'intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato quasi 3 ore per riuscire a domare le altissime lingue di fuoco. Il parcheggio è ampio, ospita per l'appunto non solo autovetture ma anche mezzi pesanti, un lavaggio e delle celle frigorifere. Ma cosa è successo? È la domanda che l'imprenditore si sta ponendo. Al momento non si esclude né il cortocircuito, dal momento che all'interno ci sono anche diverse apparecchiature elettriche, né il raid doloso. In zona, vicino all'Hotel San Paolo, nessuno vuole commentare l'accaduto. A microfoni spenti, una donna ci dice: abbiamo sentito un forte boato che ci ha svegliati. Il fumo ha poi invaso tutta la zona. Nicemi, la settimana prossima i primi ristori della regione alle imprese colpite dalla frana.
Dall'indagine del pool Frana della Procura di Gela la conferma di ritardi e responsabilità. In particolare, mai partiti i 10 milioni stanziati per prevenire un altro possibile smottamento dopo quello del 97. Gerry Italia. È un'indagine che scava nel passato per capire le responsabilità del presente, quella avviata dalla Procura di Gela sulla frana di Niscemi. I magistrati del pool Frana, coordinati dal procuratore capo Salvatore Vella, stanno passando al setaccio documentazione tecnica e atti amministrativi per ricostruire perché non siano mai stati realizzati gli interventi di consolidamento e di sistemazione idraulica del torrente Benefizio, fondamentali per la sicurezza dell'area. Sotto la lente finiscono anche i progetti legati alla frattura del territorio a valle dell'ex depuratore, già colpito da una grave frana nel 1997. Per quei lavori erano stati stanziati oltre 10 milioni di euro, ma gli interventi non sono mai partiti. Un finanziamento rimasto bloccato per anni in un complesso iter burocratico negli uffici regionali, che solo lo scorso anno ha portato alla nomina del responsabile unico del procedimento. Da 2 settimane i PM hanno avviato le audizioni delle persone informate sui fatti, affiancati da 3 consulenti tecnici. L'obiettivo è accertare eventuali responsabilità e capire se i ritardi abbiano contribuito al disastro. Intanto, sul fronte degli aiuti, dalla prossima settimana partiranno i primi pagamenti dei contributi regionali alle imprese danneggiate dalla frana e dal ciclone Harry. Sono circa 1200 le domande presentate, 60 solo da Niscemi. I ristori fino a un massimo di 20.000 euro per azienda saranno erogati direttamente ai beneficiari. La regione promette rapidità e nessuna esclusione, ma mentre arrivano i primi fondi resta aperta la questione centrale: perché risorse già disponibili non sono mai state trasformate in opere di prevenzione? Una domanda a cui ora prova a rispondere l'inchiesta. Catania, abbiamo paura, le fessure si allargano, il terreno tende a sprofondare. A Tremestieri e Tremeo si riaccendono i riflettori sull'istituto Madre Teresa di Calcutta realizzato in prossimità di una faglia. Cresce la preoccupazione dei genitori degli alunni. Tonino De Mana. La fessurazione è passata da 2,5 centimetri adesso a quasi 4 centimetri. Fessure sul terreno che si allargano a vista d'occhio, il muretto perimetrale della scuola e la relativa inferriata che mostrano segni evidenti di spostamenti, una porzione del parcheggio che tende a sprofondare, quanto basta per far riaccendere i riflettori sull'istituto comprensivo Madre Teresa di Calcutta, conosciuto a Tremestieri e Tremeo come la scuola della faglia vulcanica. Le scosse di terremoto del novembre scorso hanno lasciato il segno e nonostante le rassicurazioni degli enti preposti, in primis commissari prefettizi insediati al comune di Tremestieri, i genitori e i rappresentanti del comitato spontaneo Centro Ravanusa chiedono garanzie in nome e per conto della sicurezza. Purtroppo abbiamo verificato ora insieme a voi che effettivamente hanno lasciato tutto com'è, anzi abbiamo notato che si è allargato un pochino la fessura, quindi come pensavamo noi. Mi era stato promesso effettivamente dall'ufficio tecnico e a tutti quanti quando ci siamo visti che avrebbero quantomeno chiuso quello per evitare le ulteriori infiltrazioni. Mandare i bambini a scuola, insomma, almeno per noi genitori è una grande preoccupazione, perché non sappiamo se ci dovesse essere un'altra scossa, e quella che c'è stata è stata lieve, che cosa. Piazzale off limits alle auto e transenne per delimitare il parcheggio. E mentre raccogliamo lo sfogo dei genitori, oltre il muretto si fa lezione regolarmente, si va e si viene, con un occhio al terreno ed un altro ai bambini. A Pozzallo negli ultimi 3 giorni, con il bel tempo, si sono registrati 3 sbarchi di migranti, l'ultimo la notte scorsa con 103 persone, comprese 2 donne e 30 minori. I migranti sono stati portati nell'hotspot del porto. Palermo, tornano in piazza i lavoratori ex Almaviva del call center che c'era al tempo del Covid. Da 8 mesi sono disoccupati dopo anni di cassa integrazione. Il progetto di un nuovo centralino sanitario che doveva impiegarli non c'è ancora. Manlio Viola. Non parte il servizio 116-117, il call center per i servizi sanitari non in emergenza-urgenza, e i lavoratori ex Almaviva utilizzati durante il periodo Covid per il call center vaccinali restano a casa. Per questo CGIL, CISL, e UGL di categoria hanno deciso di scendere in piazza, dando vita ad un sit-in sotto la presidenza della regione siciliana in Piazza Indipendenza. Per loro non è più attiva neanche la cassa integrazione. Percepiamo la disoccupazione, oltretutto la maggior parte di noi con prospetti sbagliati, quindi
i nostri colleghi vanno avanti con 200-300 euro al mese. Siamo già disoccupati dal 1° agosto, abbiamo necessità di avere chiarezza, di avere concretezza, di avere dati certi. Il progetto che prevede di reimpiegare questi lavoratori è atteso ormai da poco meno di un anno e i lavoratori vogliono sollecitare le pratiche fra Regione e Ministero della Salute e dell'Economia. È da 8 mesi che questi lavoratori, dopo lunghissimi anni di cassa integrazione, si ritrovano ad attendere la partenza di questo progetto 116-117 che sembrava dovesse partire, dovesse essere messo a terra, ma non si capisce per quale motivo ancora c'è una perdita di tempo. Siamo in attesa di una delibera o di un decreto che autorizza la spesa di 20 milioni di euro e appunto ce l'avevano promesso circa 2 settimane fa, ma ancora non abbiamo visto nulla. L'ostacolo sembra sia soltanto burocratico, ma intanto la disoccupazione per questi lavoratori si avvia verso la fine e con essa gli stessi lavoratori temono di perdere anche il reddito minimo sul quale attualmente riescono a stento a contare. Musica Agrigento, protagonista sul palco nazionale della musica cristiana. Marco Celauro ha vinto la 5ª edizione del Sanremo Christian Music, Festival della canzone cristiana, con il brano Il tuo amore. Davide Sardo. Il gradino più alto del podio del Festival della canzone cristiana di Sanremo 2026, Marco Celauro. Un trionfo che parte da Agrigento e conquista il palco nazionale della musica cristiana. È Marco Celauro il vincitore della 5ª edizione del Sanremo Christian Music, Festival della canzone cristiana, grazie al brano Il tuo amore, una composizione intensa e contemporanea che unisce profondità spirituale e forza interpretativa. Apriamo i nostri cuori, contempliamo la maestra, il tuo amore come il sole. Un successo maturato al termine di una finale particolarmente competitiva. È stato un grande onore essere qui in questo festival, un festival che rispecchia veramente quella che è l'umanità, quella che è la vita che dovremmo condurre. Io ti ringrazio Fabrizio Venturi per aver ideato questo splendido festival. A decretare i vincitori la giuria del festival insieme alla giuria della stampa e delle radio che hanno premiato qualità musicale, originalità e coerenza tematica, confermando la crescita di una rassegna ormai punto di riferimento nel panorama nazionale. Bene, tra poco il calcio dopo la nostra breve pausa con il Catania che fra 2 giorni affronterà il Benevento. La partita sarà trasmessa in diretta da Telecolor. State qui, vi aspetto. Il Catania a 2 giorni dal big match di Benevento che Telecolor trasmetterà in diretta. Lunetta potrebbe giocare nel tacco, mentre a Catania, nella città, si lavora a Torre del Grifo. Marco Carli. Con l'aiuto dei tifosi per l'assalto alla capolista Benevento, il Catania potrà contare sul supporto del pubblico amico per provare a tenere aperta la corsa al primato. I rossazzurri sono rimasti in Campania dopo il pari con la Salernitana con una prestazione valida non condita dai gol. Nell'allenamento del martedì è tornato in gruppo Celli, si riaffaccia anche Ponsi. La sensazione è che il primo potrebbe essere a disposizione per la gara, mentre l'esterno resta in bilico. Il terzetto di difesa di Salerno ha giocato un'ottima partita. Allegretto ha fatto molto bene da braccetto, possibile che venga riproposto insieme ai compagni che hanno giocato con lui alla Rechi. A centrocampo vive il ballottaggio fra Di Noia, bene anche lui a Salerno, e Di Tacchio. In attacco, l'ha detto anche Toscano, serve essere più concreti, soprattutto fuori casa, dove il Catania finora ha segnato solo 15 gol, subendone altrettanti. Potrebbe essere il momento di Lunetta con D'Ausilio e Jimenez alle spalle. Intanto a Catania si lavora per il futuro. Pelligra, per la prima volta da quando la società ne è proprietaria, a Torre del Grifo. Poi, da mercoledì, sarà a Napoli prima di assistere al match di Benevento che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro. Nel centro sportivo uno dei lavori più importanti è quello legato a energia e elettricità e si pensa molto al rinnovabile per limitare i costi. Un Catania che vuole essere futuribile anche nelle scelte strategiche che riguardano la propria casa, mentre lontano da casa, al Vigorito, la squadra correrà per il sogno sportivo. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.